Onorevole Lupo, ecco, la finanziaria in discussione, c'è una richiesta di tanti interventi, mancano diversi milioni, oggi si dovrebbe ritornare a parlare e così si quadrerà il cerchio? È una finanziaria che non ha un progetto di sviluppo per la regione siciliana, non promuove la crescita né dell'occupazione, non ha attenzione per il sociale. Noi abbiamo proposto alcune norme che confidiamo possano essere approvate dal Parlamento, una tra tutte l'estensione della platea dei soggetti che possono fruire del reddito di inclusione sociale, per la lotta alla povertà, per un sostegno alle famiglie, una norma concreta che davvero può andare nella direzione giusta per rispondere a quella che è l'emergenza occupazionale della Sicilia. Qual è il futuro del PD all'interno del ruolo dell'ARS, anche in considerazione di ciò che sta avvenendo a Roma, che sembrerebbe che il secondo forno dovrebbe essere aperto con i grillini, un suo punto di vista? Ma il PD è forza di opposizione all'Assemblea regionale siciliana, vogliamo fare un'opposizione costruttiva, un'opposizione nei confronti del governo quando il governo sbaglia, indicare alcune proposte al governo nell'interesse dei siciliani, confrontarci sui temi, sul merito. Io penso che un campo comune di incontro possono essere i temi sollevati per esempio dalle parti sociali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni delle imprese. Ecco, proviamo a mettere una marcia in più per la crescita e per lo sviluppo del territorio. Rispetto a questa manovra finanziaria che il governo propone, francamente siamo contrari perché, ripeto, non dà risposte concrete né allo sviluppo né al lavoro.